Governatore Federica, oggi un passo avanti verso un altro percorso di dialogo avviato in Friuli Venezia Giulia, in questo caso sulle Camere di Commercio. Sì, noi stiamo lavorando appunto per far parlare i soggetti che sono protagonisti della nostra regione, tra cui anche l'ente regionale stessa. Noi crediamo fortemente in questo confronto e il passaggio di oggi è dovuto proprio alla capacità di parlare e sapersi ascoltare. L'abbiamo fatto con le Camere di Commercio, l'abbiamo fatto con la riforma della sanità, lo faremo con la riforma delle autonomie locali. Abbiamo cambiato la prospettiva di governo, non un governo padrone che impone sul territorio che amministra, ma un governo che condivide, e questo penso possa essere la chiave di successo della nostra regione. A questo punto buon lavoro Giovanni da Pozzo. Buon lavoro a Giovanni da Pozzo, ma penso a tutte le cadere economiche di Pordenone e Udine che dovranno collaborare per arrivare al miglior risultato possibile. Assessore Bini, lei ha segnalato che con la nascita della Camera di Commercio di Udine e Pordenone si fa un altro passo avanti verso il superamento dei campanilismi in questa regione. Ma sì, lo stiamo davvero dimostrando con i fatti e lo stanno dimostrando con i fatti, perché dico sempre i protagonisti veri di questi importanti processi sono le associazioni di categoria, sono i loro presidenti. Hanno dimostrato in questi mesi di saper lavorare in maniera importante, di saper superare quelli che sono, come si diceva prima, campanili piuttosto che steccati per il bene comune delle imprese e dell'imprenditoria della nostra regione. Quindi oggi è una grande giornata di festa, non solo, penso di poter dire, per Pordenone e Udine, ma per l'intero Friuli Venezia Giulia. Lei ha segnalato anche l'importanza del dialogo e del confronto avviato dalla regione in questo senso. Ma sì, e questo è ciò che ci contraddistingue. Lo stiamo facendo per gli enti locali, lo stiamo facendo per la sanità, lo sto facendo per le attività produttive. Io parto da un principio: prima di riscrivere o di aggiustare norme e leggi, è importante ascoltare i protagonisti principali di questi. Io sto in queste settimane incontrando tutte le associazioni di categoria e alle stesse sto dicendo una cosa sola: aiutatemi a cambiare in meglio le cose. Quindi saranno loro a darmi delle indicazioni sul dove agire e sul come agire.